Un percorso per la trasformazione digitale e sostenibile per 200 piccole e medie imprese del Veneto, Unioncamere del Veneto e 5 camere di commercio regionali in collaborazione con le università di Padova, Venezia e Verona hanno organizzato questo percorso biennale che sarà di accompagnamento e mentoring e sarà gratuito per 200 imprese del Veneto per favorire appunto questa doppia transizione digitale e sostenibile. Rientra in un progetto regionale finanziato dalla Regione e dalle Camere del Commercio. Il bando per accedere al percorso per le prime 100 imprese per quest'anno è già pronto. Oggi le imprese stanno in qualche modo cercando di capire come utilizzare un vasto set di tecnologie, soprattutto con l'obiettivo di affrontare il tema dell'energia, come riuscire a risparmiare, come riuscire a innovare da un punto di vista dei prodotti. Ecco, questo bando consente di aiutare le imprese ad essere più consapevoli, ad utilizzare una serie di strumenti, ad essere accompagnate da un punto di vista sia della strategia ma anche con delle tecnologie, con lo scopo di riuscire a rafforzare quelle che sono le competenze su più ambiti e in più processi aziendali. Una buona notizia per le imprese, soprattutto per l'accompagnamento delle imprese che faticano ad entrare nella trasformazione digitale sostenibile. Uno strumento importante perché aiuta le imprese a fare transizione digitale e sostenibile attraverso un monitoraggio e l'accompagnamento, quindi insomma li aiutiamo a fare questo. Prezioso evidentemente è l'apporto tecnico e scientifico delle università e poi alla fine si vorrebbe anche creare un modello che sia un modello regionale per poter poi fare altri strumenti tenendo conto di questa esperienza positiva. È interessante perché noi in questo caso utilizziamo l'università per mappare le capacità di imprese di diventare digitali e anche di diventare sostenibili e sulla base di questo fare una sorta di campionatura che poi consentirà un domani che l'esperienza sarà completata, una volta che avremo fatto i 2 bandi, il prossimo sarà nella primavera del 2025 e avremo formato 200 aziende, all'interno di queste ci sia una casistica tale che possa essere riversata nella regolarità del rapporto fra il mondo delle imprese, il sistema camerale e la regione. Sicuramente questo progetto aiuta ad avvicinare le imprese più piccole che non sempre hanno le competenze ma non sempre hanno anche l'opportunità di riuscire ad avere una collaborazione col mondo della ricerca e delle istituzioni. L'obiettivo di questo percorso è quello anche di aumentare la consapevolezza, di mettere a disposizione quelle che sono le competenze anche da un punto di vista delle università, investire sul capitale umano e cercare di accompagnarle per riuscire a rafforzare quello che è una struttura organizzativa che molto spesso è piccola, però allo stesso tempo cercare di ragionare, di aiutarle a rafforzare anche un'ottica di collaborazione, quindi non soltanto imprese piccole da sole ma che si possono muovere all'interno di un ecosistema di servizi e di istituzioni e anche in un'ottica di filiera.